Il problema è decennale per quanto riguarda le province di Verona e di Vicenza. Da 10 anni, quando è cambiata la legge regionale, nella provincia di Verona non si è più potuto andare avanti con i lavori di coltivazione delle cave di sabbia e di ghiaia. Questo ha creato un momento di difficoltà che per i primi anni insomma, è stato sopportato dalle varie aziende. Ci sono oltre 300 persone che lavorano in queste attività e a dire la verità io ho cercato anche negli anni passati di porre all'attenzione questo problema della provincia di Verona. Addirittura nel 2009 la provincia di Verona, proprio come ente, ha approvato un ordine del giorno all'unanimità, quindi sia a destra che a sinistra, chiedendo alla regione di intervenire in maniera veloce proprio per dare una mano a questo settore fondamentale, diciamo, per l'economia veronese. Quindi quest'anno ho presentato un emendamento chiedendo non solo la possibilità di andare provvisoriamente in deroga, diciamo, al PRAC che era stato approvato in giunta ma non è ancora una legge, e quindi di poter su cave già esistenti, già coltivate, escavare ancora un 30% di quanto ammesso dal piano regionale cave, in modo da poter porre fine, diciamo, a un monopolio così della provincia di Treviso, che intanto ha fatto un po' il bello e cattivo tempo in tutta la regione, tant'è che a Verona si doveva andare a comprare il materiale o a Treviso oppure in Lombardia, e questo appunto creando sempre più disagi per le attività e per i lavoratori veronesi. Quindi ho fatto questo emendamento, ma questo emendamento ha un duplice significato: quello di dare una risposta a questa situazione difficile, ma anche di permettere il ripristino ambientale, perché essendo queste coltivazioni bloccate non si poteva neanche ultimare, diciamo, la progettazione con il ripristino ambientale, tant'è che la cooperativa e gli industriali di Verona e Vicenza sono stati d'accordo e questo diceva l'emendamento, di porre un 25% più di contributo di quello che già pagano i cavatori, che andasse in un fondo che servisse proprio a incentivare e aiutare il ripristino ambientale dei siti dove si andava a lavorare. Questa notte, anzi questa mattina, siamo qua reduci da una notata, io ho illustrato l'emendamento e poi le opposizioni hanno presentato circa 150 emendamenti ostruzionistici e quindi l'ho provvisoriamente sospeso. Dopo, nelle trattative tra maggioranza e minoranza, insomma, l'opposizione ha chiesto il ritiro di questo emendamento, che poi era un articolo della finanziaria, l'avevo trasformato, quindi io ho ritirato per dovere di gruppo l'emendamento, però dicendo che avrei presentato un ordine del giorno. L'ordine del giorno è passato, è stato approvato, e nell'ordine del giorno impegniamo la Giunta entro 60 giorni a trovare una soluzione attraverso la legge dell'82, la numero 44, che possa dare una risposta immediata a questo problema alle province di Verona e Vicenza, e inoltre a presentare in tempi stretti il piano regionale delle cave.